Grande pubblico a Bibbione domenica scorsa, lo spettacolo dei motori sulla spiaggia ha attratto numerosi appassionati e curiosi. Super Mare Cross era valida come seconda prova degli internazionali d'Italia su sabbia. Chiudiamo con i motori. Domenica un grande pubblico, una giornata di sole a Bibbione, hanno fatto da cornice alla seconda prova dei campionati internazionali d'Italia su sabbia, Super Mare Cross. Il servizio di Marco Angileri. Sole, pubblico e spettacolo. Non ha tradito le attese l'appuntamento con i campionati internazionali d'Italia su sabbia Super Mare Cross, andati in scena domenica 30 marzo sulla spiaggia antistante Piazzale Zenit a Bibbione. Un grande evento capace di attirare un pubblico di migliaia di persone che a bordo pista ha assistito ad una spettacolare ed avvincente giornata di gare di motocross sulla sabbia con i migliori specialisti italiani a darsi battaglia su uno spettacolare tracciato preparato dallo staff del Motoclub Bibbione del presidente Giovanni Santorso. Vittoria nella classe MX1 per il siciliano Giovanni Bertuccelli, che ha messo la sua Honda davanti a Salvatore Runcio. Al terzo posto per Filippo Bertuzzo, pilota di Caorle, quest'anno in sella una Yamaha del team Caparvi. Ottimo quinto posto del giovane pilota del Bibbione, Luca Brunzin, su Honda. Nella classe MX2, protagonista assoluto Nicola Recchia su Kawasaki. Secondo posto per Alessio Monteleone. Chiude il podio Vincenzo Carpisi. Ottima la prova di Nicola Rossi del Motoclub Sabbia d'Oro al quinto posto di classe. Nella 125 vittoria del giovane Alessandro Lentini in sella ad una KTM. Buona la prova di Mattia Pegoraro, il pilota del Motoclub Bibbione chiude in quarta piazza. Tra i giovanissimi della minicross davanti a tutti la KTM di Matteo Del Cocco. Gran finale degli internazionali d'Italia Super Mare Cross di Bibbione con la Supercampione. La sfida finale dei migliori piloti delle varie classi con il siciliano Giovanni Bertuccelli, protagonista assoluto davanti ad un ottimo Nicola Recchia, secondo reduce da un'ottima prestazione la settimana precedente nella Beach Motor Race. Terzo posto per Pierfilippo Bertuzzo, suo agio sulla sabbia di casa. Grande soddisfazione per il pilota friulano del Bibbione Luca Brunzin su Honda 302 tempi, che porta a casa un'ottima prestazione con il settimo posto assoluto nella sfida della Supercampione. La spiaggia bibbionese ha ospitato anche il campionato italiano Super Mare Quad Cross con la vittoria di Nicola Ciceri su Yamaha, che ha preceduto Mattia Papa al secondo posto, anche lui su Yamaha. Chiude il podio Eddie Ghiz su Suzuki al terzo posto. Si chiude con una gara su grandi livelli il doppio fine settimana della Bibbione Sand Extreme, punto di riferimento nel nord Italia delle due ruote tassellate sulla sabbia.